signor La Rosa, ci voglio ricordare. Mi ricordi, Ci voglio ricordare a lei e a questo gentilissimo pubblico presente e al numerosissimo pubblico che c'è a casa di quella volta che quando lui, e quando dico lui, mio cugino Affio, suo cugino Affio, quindi lui che non si muove dal paese, che non esce mai, ma come fa a sapere tutti i locali, tutti i posti di Catania, di Messina, andiamo a Taormina, andiamo in quel locale, ti ci porto io. Ma come fa? Come fa? Non lo so. Ma secondo me il computer. Computer? Sì, si collega con Google, queste cose. Con chi si collega? Facebook, tutte queste cose. Ah, con Google e Facebook. Poi cioè. hai fatto tutto il giorno, ma non hanno twist, chi ci risponde con un altro twist. Ma che twist? Twitter? E ci dice te lo linko io, te la mando con i miei, poi se fa mandare, io non lo so. Con l'email, che con l'email? Senza che si muove. Una volta... Scusatelo, è così, non è tecnologico, Una volta mi disse, domani ti porto in un posto a Catania che ci sono stati amici miei, che ti faccio passare una serata che ci divertiamo. Bene. Naturalmente abbiamo sceso con la mia macchina perché mio cugino Alfio c'aveva la Lapa. Non ha macchina, l'unico di tutta la famiglia che c'ha la macchina c'ero io. E quando dico macchina mi inguauca perché lo posso fare. Io l'ho detto prima, lei ha questa 600 meravigliosa. Perché noi che c'hai queste bratte che fanno ore, tutte di plastica, che Dio me ne scansa, ti addume una sigaretta e tu pospora resta intra, fa una vampata. Certo, tutte di plastica. Lei che macchina, cioè com'è fatta? Intanto è di ferro! Di ferro. Di ferro! Sì. Dice, ma tu come fai a essere sicuro che è di ferro? Come fa? Da ruggine, non si vede che è tutta arruggiata. La plastica arruggi? Certo, no. La plastica arruggi? La plastica non arrugginisce, no. La sua macchina sì. Ferro. L'ultima volta quando mia moglie cascava, che si ruppero i funi, da cose ti la trovavo in terra. Cioè sua moglie è finita a terra dalla macchina. Dalla macchina, si sfondò il sedile, i scindilli, perché era ferro. Sì. Se era plastica che faceva? Non faceva niente. Giusto. Ebbene, butto mio cugino Alfio sopra la macchina. Sì. Piglio un chiovo, un secondo quattro, mette in moto. Ma perché, scusi, lei la chiave non ce l'ha per mettere in moto? Ho persa. Ha perso la chiave e com'è che mette in moto? Un chiodo arruggiato, un chiodo di 6 arruggiato con la punta così. Lo entro, lo giro, un chiodo con la testa rossa però, perché nunca non lo pigli e ti scivola. Vabbè. Parto, signor La Rosa, e mi porta a Catania. Lei scusi, lapsus. Lapsus. Che sta cercando? Che sta cercando? Cosa? Che vuole, lapsus? No, lapsus. Lei ha fatto un lapsus. No, ma non mi sarei permesso, anche se lei l'avesse fatto quello che lei intende come lapsus, non l'avrei neanche detto. Cioè lei si è confuso. Voleva dire, doveva andare a Catania, signor La Rosa, ha detto signor Catania. Lapsus. Ah, si chiama lapsus. Che potrebbe anche essere freudiano. Forse questo era freudiano. Forse questo suo lapsus era un po' freudiano. Qui se ne parlano parole supecchie ora. Ho fatto freudiano. No, ma non c'entra. Lasci, ha a che fare con la psicanalisi, con Freud, ma non ci pensi. Posso andare avanti? Può andare avanti. Arriviamo e mi porta al faro. Al faro. O faro. Sì. E c'erano un sacco di belle ragazze buttate già, fermo, vada avanti. Di sera tardi. Vada avanti. State qua solo, si ferma qualche delinquente per fare del male, che facete? Lasci stare, va. Poco più avanti, pompa di benzina, giro e sarà bubbling. Al bullying. Al bubbling. Che io non ci ero stato mai, non solo, ma manco l'avevo sentito nominare. Per lei era nuovo? Nuovo. Niente. Lascio la macchina al parcheggio, signor La Rosa, chiamo un parcheggiatore, c'è una bella euro in mano, ci si è messo per tutta la nottata. Certo. Chiedo se pigliavo l'euro, sono messo nella secchietta, mi si toglieva la macchina, dice, ma perché torna a pigliare sì lei? Questi catanesi lisci. Catanesi lisci. Appena entriamo al bubbling, non so se ci siete stati. Certo che ci siamo stati. Carussi, no? Non c'era cosa più bella del bullying. Tutte le luci che addomavano, poi palle che partevano, il pavimento sembrava di vetro. Camminavi e di sotto c'erano tutte queste specie di sai che portavano palle niure, palle gialle, palle rosa, poi forreavano un tetto carriti e tutte ste palle che camminavano, gente che tiravano palle,
palle che tornavano, palle che... un giramento di palle dentro, totale. Certo. Totale. Senta, però, scusi, fermo. Quando lei ha detto che questi canali dove scorrevano le palle sembravano... Parevano sai. Ecco, qualche giovane ha detto che cosa sono le saie. Per favore, vuole spiegarlo? A saie? A saie per beverare un giardino. Esatto, sono piccoli canali di irrigazione. Esatto. Che si chiamano? Sono come specie di tegole di canale. Esatto. Di canale un poco più grande, mi sa così, e da indra ci corre l'acqua fino a quando poi tu pigli e ci chiudi il zappeto, e l'acqua si ferma, rata l'altro zappeto, l'acqua ferma e si gira. Le faccio un applauso. Sa perché? Perché lei quando viene a trovarmi qui o quando noi lavoriamo insieme mi riporta indietro nel tempo. Un zappeto. Solo con lei sento queste cose meravigliose che mi ricordano, Giovanni, un'altra Sicilia. Quel signore lì è il marinaio. È Giovanni il poeta. Lui porta i turisti con la barca a remi all'isola La Chea di Aci Trezza e fa una cosa meravigliosa con queste turiste, soprattutto straniere, che recita le poesie in dialetto siciliano. Quindi, poi ne parleremo, forse c'è una poesia per noi stasera. Allora, poi ce ne segno una io. Sì, va bene. Ce ne segno una. Non si lascia mai per vinto. Perciò, signor, appena entriamo, un paesaggio bellissimo, belle donne, belli giovani, poi tutto di una latata si mangiava una pizza, la vita. C'era una specie di bancone con una bella ragazza. Che un balcone fiorito. Vabbè, un balcone fiorito. Ballatoio. Che? Che? Ma no, girasole. Certo, no, fiori piccoli. Sta ragazza appoggiata come quello? Sì. Brava, esatto. Sì. Sta ragazza appoggiata così che giustamente entro io e mio cugino Alfio, signor La Rosa, che è un coppoca. Che da Nataleao. Io con mio cugino ci tenevamo per la mano, stavamo trasendo, chi sta perché ci fa scusi? A noi, no? E noi ci abbiamo fermati. Ci siamo fermati. A lei non ho visto, ma no, io non c'ero, non ci voglio venire con lei. Ci siamo fermati, non ci abbiamo fermati. Poi c'è il verbo essere. Allora, ci siamo fermati e ci abbiamo detto, prego, scusi, le scappe? Ci si affiatiete, scappa? Dice no. Guardi, non ci scappa che l'abbiamo fatta a paese prima di scendere. Questa si fa una risata e come cominciava a ridere, do ballatoio. Il terremoto, pare che c'era il terremoto. Tutto vibrava, tutto. No, dice, che c'è stato un equinozio, non ci abbiamo saputo sentire. Vabbè. Dice, parlavo delle scappe, le scappe. E dice, ma perché non ci piacciono? No, ve le dovete cambiare. E perché? Dice, perché ve li diamo noi. Oh. Signore, signori, signor La Rosa, signorina Nava, signorina Defilé, ci hanno dato un paio di scarpe di pelle, niura, con tutti i strisci gialli, rossi, di sotto di cacciucciù, di gomma che non si sparda mai. Di gomma. 5 euro. 5 euro? Se vado a cattare scarpe, no, guadagnire, garantite. Ma che sta dicendo? 5 euro, eleganti, sportivi, chi in blungins ci fai una comparsura. Ma che sta dicendo? 5 euro. Ma che dici? Io ho pagato 5 euro. Ho capito, sì. 5 euro, che meraviglia di scarpa, Carusi. Bene, siamo entrati, poi allora, gesto per mettere in scarpe. Senta, non si comprano lì le scarpe, si affittano. Che significa? Le scarpe si affittano per giocare 5 euro e poi si restituiscono. No, se lei dice al pubblico di andarsi a comprare le scarpe al bulling, domani ci vanno e fanno mala compassa. Allora perché sono assicurato poi quando non è certo, appunto, 5 euro sono soltanto per il momento in cui lei gioca, per il tempo in cui gioca. Non lo sapevo, che posso sapere tutte cose. Ma non sa niente però, vabbè comunque, avete iniziato. Giustamente io mi levo le scarpe, io per mia pulizia di una persona, prima cosa. Sì. La Rosa, io mi lavo. Certo, scusi, lei pare che sta dicendo una cosa soprannaturale, tutti ci laviamo. Ma non solo mi lavo, io mi lavo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica cangio l'acqua. Voglio dire, la pulizia. Cioè lei si lava 7 giorni di fila con la stessa acqua. Quello è per risparmiare, signor La Rosa. È una cosa assurda, certo, risparmiamo l'acqua perché ce ne poca, però
Laviamoci con l'acqua pulita. Me cucino Alfio, Sì, io non- i piedi si lava 2 volte l'anno, 2 volte l'anno. per Pasqua e per Natale. Ah, quindi nelle feste comandate. Pasqua e E Natale. Natale, sì. Me cucino Alfio aveva cosette sciccate di qua dietro, Sì. do caccagno. Il calcagno. Non c'era un pizzotto da scarpa. Sì. C'era un burtuso tanto, i cosetti niuri, un burtuso non si vedeva. I piedi erano neri come le cazze, signor Rosa. Sì. Come le? Come le cazze. Le calze. I cosetti. Sì, le calze. Appena ora che tu lo dici perché ti allarga la ucca, perché no, la verità. Come me lo vuoi scarpi io? Profumo di baluco e di rose. Certo. Profumo di gelsomino e di basilicò. Certo. Signora Rosa. Sì. E che scoppiava la primavera dai. Certo. Ma caraci duzzi. Un profumo, la gioia, la vita. C'è stato